Isaia. Capitolo 38. In quel tempo, Ezechia infermò a morte, e il profeta Isaia, figliuolo di Amoz, venne a lui, e gli disse: così parla l'Eterno dai tuoi ordini alla tua casa, perché sei un uomo morto, e non vivrai più. Allora Ezechia voltò la faccia verso la parete, e fece all'Eterno questa preghiera. O Eterno, ricordati, ti prego, che io ho camminato nel tuo cospetto con fedeltà e con cuore integro, e che ho fatto quel che è bene agli occhi tuoi. Ed Ezechia diede in un gran pianto. Allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Isaia, in questi termini. Va e via ad Ezechia, così parla l'Eterno, l'Iddio di Davide, tuo padre. Io ho udita la tua preghiera, ho vedute le tue lacrime, ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalle mani del re d'Assiria e proteggerò questa città. E questo ti sarà, da parte dell'Eterno, il segno che l'Eterno adempirà la parola che ha pronunziata. Ecco, io farò retrocedere di 10 gradini l'ombra dei gradini che, per effetto del sole, s'è allungata sui gradini d'Acasi. E il sole retrocedette di 10 gradini sui gradini dove era disceso. Scritto di Ezechia, re di Giuda, in occasione della sua malattia e della guarigione dal suo male. Io dicevo nel meriggio dei miei giorni: debbo andarmene alle porte del soggiorno dei morti, io son privato del resto dei miei anni. Io dicevo: non vedrò più l'Eterno, sulla terra dei viventi, fra gli abitanti del mondo dei trapassati, non vedrò più alcun uomo. La mia dimora è divelta e portata via lungi da me, come una tenda di pastore. Io ho arrotolata la mia vita, come fa il tessitore, egli mi taglia via dalla trama, dal giorno alla notte tu m'avrai finito. Io speravo fino al mattino, ma come un leone, egli mi spezzava tutte le ossa, dal giorno alla notte tu m'avrai finito. Io stridevo come la rondine, come la gru, io gemevo come la colomba, i miei occhi erano stanchi dal guardare in alto. O Eterno, mi si fa violenza, sii tu il mio garante. Che dirò? Ei m'ha parlato, ed ei ha fatto, io camminerò con umiltà durante tutti i miei anni, ricordando l'amarezza dell'anima mia. O Signore, mediante queste cose si vive, e in tutte queste cose sta la vita del mio spirito, guariscimi dunque, e rendimi la vita. Ecco, è per la mia pace ch'io ho avuto grande amarezza, ma tu, nel tuo amore, hai liberata l'anima mia dalla fossa della corruzione, perché ti sei gettato dietro alle spalle tutti i miei peccati. Poiché non è il soggiorno dei morti che possa lodarti, non è la morte che ti possa celebrare, quei che scendon nella fossa non posson più sperare nella tua fedeltà. Il vivente è quel che ti loda, come poi io quest'oggi, il Padre farà conoscere ai suoi figliuoli la tua fedeltà. Io ho l'Eterno che mi salva, e noi canteremo cantici al suon degli strumenti a corda, tutti i giorni della nostra vita, nella casa dell'Eterno. Or Isaia aveva detto: si prenda una quantità di fichi, se ne faccia un impiastro, e lo si applichi sull'ulcera, ed Ezechia guarirà. Ed Ezechia aveva detto: a qual segno riconoscerò ch'io salirò alla casa dell'Eterno?